12 favorevoli, 12 contrari. Il Consiglio non approva. Buonanotte a tutti. Ci eravamo lasciati così, con il Consiglio Comunale che bocciava il protocollo che avrebbe dovuto portare nelle campagne di San Lazzaro un maxi insediamento con capannoni, asfalto e cemento. Una battaglia durissima quella di San Lazzaro, che aveva creato una profonda spaccatura nel tessuto sociale e politico della città e che era culminata con la sconfitta dell'amministrazione di Elena Pavan. Il Consiglio aveva posto una pietra tombale sul percorso e tanti saluti. Oggi, però, l'imminente scadenza della nuova asta agita residenti bassanesi affezionati col polmone verde e mondo ambientalista. Già, perché i lotti sono stati messi assieme in un'unica proposta da 150.000 metri quadrati che va dai due lati di Riva Bianca fino a via Cartigliana e via delle Rogge. Un unico lotto da 2,5 milioni di euro. L'asta scadrà il 7 luglio alle 12 e sono in molti a temere che questa data possa essere l'inizio di un nuovo percorso simile al precedente. L'associazione ambientalista Aria, da sempre in prima fila nella difesa di San Lazzaro, evidenzia ad esempio come nell'avviso di vendita venga ancora allegata la famosa planimetria già inserita nel precedente provvedimento e dalla quale si evinceva l'idea di trasformazione dell'area da agricola a industriale. Gli ambientalisti, e non solo loro, si chiedono come sia possibile un prezzo ancora così alto per dei terreni che non sarebbero destinati, il condizionale a questo punto è d'obbligo, a cambiare destinazione d'uso. L'area di Riva Bianca, si legge in una nota emessa dall'associazione, deve essere vocata alla preservazione agroambientale e a interventi agricoli che vadano a implementare l'infiltrazione in falda. Per sapere cosa accadrà basterà avere un po' di pazienza perché il conto alla rovescia è partito, o forse è ripartito.